Eccoci, ben trovati ai telespettatori di TV7 con questo nuovo ciclo di Parliamo di CONI. Sarà un nuovo ciclo di trasmissioni e oggi iniziamo alla grande. Iniziamo con il presidente del CONI Veneto, il professor Dino Ponchio. Benvenuto. Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie dell'iniziativa. Questo ciclo di trasmissioni che ritengo importanti per poter illustrare quello che fa lo sport veneto, come lavora, quanto lavora bene e quanto fa per i giovani ragazzi e ragazze del Veneto. Presidente, allora andiamo subito nel merito. Cosa fa il CONI? Cosa serve il CONI? Quali sono le iniziative e soprattutto le iniziative del suo presidente, un presidente iperattivo che fa un sacco di cose? Ce le racconta? Quando sono stato eletto con molta difficoltà, perché sono stato eletto, ero l'unico candidato, quindi è una battuta, ho dichiarato che avrei desiderato, perché non potevo dire voluto, un CONI di servizio e al servizio del mondo dello sport. E questo ho cercato di fare costantemente, tutti i giorni, andando in ufficio decine di ore, proprio per creare una struttura che fosse utile al mondo dello sport. Ai miei interlocutori, che non sono tanto gli atleti o le famiglie, ma sono le organizzazioni sportive, sono le federazioni sportive regionali, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva, le organizzazioni regionali con cui dialogo costantemente e con le quali abbiamo strutturato dei progetti molto interessanti per favorire la pratica sportiva di base in particolare. Che è un po' il tema di questa trasmissione. Noi abbiamo pensato, bene, le famiglie, le persone, gli sportivi conoscono l'entità CONI, però poi non sanno esattamente come è collegata con lo sport che magari pratica il figlio. E quindi abbiamo detto, perché non cominciare un ciclo di trasmissioni dove raccontiamo il CONI, raccontiamo gli sport che sono possibili di fare, perché sono veramente tantissimi, sono assolutamente vari, e facciamo venire in trasmissione proprio queste federazioni di cui ci raccontava. Quindi nelle prossime puntate, giusto Presidente, avremo ogni volta una federazione diversa, uno sport diverso che racconterà cosa è possibile fare ai nostri ragazzi e ragazze che sono a casa. Bene, sono contento di questo. Le federazioni, ricordo, sono diventate da 44 a 48, 4 discipline associate sono state riconosciute federazioni e quindi sono molto contento. Il popolo dello sport aumenta sempre. Nel Veneto abbiamo la soddisfazione di avere superato per tesserati il numero di società e i numeri pre-Covid. Siamo a oltre, anche se i numeri sono sempre ballerini, ma insomma facendo una media ponderata siamo a oltre 650.000 tesserati per tutte le organizzazioni, a circa 13.000 società sportive ASD e, udite udite, 165.000 addetti ai lavori, e io chiamerei adatti ai lavori, che sono il 99,6% volontari che danno tutto a favore dei ragazzi e ragazze che praticano sport. Quindi una marea di praticanti, di volontari, tante persone, tanti cittadini che si danno da fare perché si pratichi lo sport. Ma noi vogliamo portarne di più, giusto? Vogliamo che voi che siete a casa entriate in contatto col CONI, con le sue discipline e pratichiate più sport, perché fa bene alla socialità, fa bene al fisico, fa bene alla mente, soprattutto oggi che siamo tutti un po' stressati, abbiamo bisogno di sfogarci. Ecco, lo sport è lo sfogo migliore. Allora, prima di entrare in trasmissione facevamo un po' una chiacchierata come nostro solito e mi raccontavi come lo sport in fondo è una piramide, no? Quindi al vertice abbiamo i grandi atleti olimpici, abbiamo appena visto le Olimpiadi come sono andate, adesso non occorre parlare dei risultati, ne hanno parlato tutti, però tanti atleti del CONI erano lì. E adesso questa piramide, come mi raccontavi, è una sorta di ciclo, giusto? Certo. Allora, con la premessa che il CONI non organizza le attività sportive, l'unica cosa che è demandata ed è un onere e un onore che fa direttamente il CONI sono le Olimpiadi. La partecipazione alle Olimpiadi, ogni atleta non partecipa come sua federazione, partecipa come Italia CONI. Su questo noi siamo maestri, l'abbiamo dimostrato.
Mi piace ricordare che le Olimpiadi, che sono l'acme della pratica sportiva, i campioni, quelli che vincono, quelli che illustrano l'Italia e portano a casa le medaglie, sono molto spesso, come è capitato a tutti, a me compreso, sono gli atleti, le persone, i campioni che fanno innescare ai ragazzi la voglia di fare sport. E allora i campioni servono, quindi il vertice serve per innescare la voglia di fare sport alla base. Come si risponde? Si risponde attraverso le società sportive. Le società sportive, che sono tante, sono attrezzate, lavorano molto bene, accolgono i ragazzi e le ragazze, anche se purtroppo questi ultimi 2 anni abbiamo avuto qualcuno che ha avuto la pessima idea di varare una legge di riforma dello sport che è partita, come dico io, pessimissima, che non esiste, ma lo dico lo stesso, un po' alla volta, sotto nostre pressioni, del CONI in particolare, urlando e sbattendo le porte, facendo rumore, come si dice adesso, siamo riusciti a cambiarla 1, 10, 100, 1000 volte, adesso va un po' meglio, ma mantiene dei costi fissi molto alti che penalizzano le società con un aggravio di costi di circa il 30%, e questo 30% non può essere altro che le società non possono fare altro o morire o scaricarle sull'utente finale, che sono le famiglie che mandano i ragazzi a fare sport. Abbiamo già visto una crescita più contenuta possibile delle tariffe per far fare sport ai ragazzi, ma il 10% l'abbiamo già visto. Corriamo il rischio, se non si migliora ancora, di incrementare le tariffe ancora di un 10, 15, 20%, e questo sarebbe molto grave. Cioè, grazie a questa riforma dello sport, le tariffe, diciamo, la retta per andare a fare sport, che sia nuoto, che sia pallavolo, che sia calcio, quello che è aumentata già del 10%, circa ci sta dicendo, e c'è il rischio che aumenti di un altro 10-15%. Non per cattiva volontà, ma le società si trovano a dover andare, le cose che facevano in house, in casa, col segretario factotum, adesso non si possono più fare, perché questa legge prevede che bisogna obbligatoriamente per forza andare dal commercialista, dal consulente del lavoro, dal notaio per cambiare gli statuti. Tutti questi, anche se i costi diretti della legge sono calati, ma questi sono costi fissi che penalizzano. Che prima non c'erano, e poi adesso invece le società si sono trovate, di conseguenza non possono fare altro che ribaltarlo su chi dà la quota mensile. Proprio così. Purtroppo succede questo, siamo ancora con un po' di speranza che venga ulteriormente modificata e migliorata questa legge, ma il rischio del 10, 15, 20% in più ancora c'è, e questo non vorrei mai che si traducesse in un fatto che, come era negli anni 50 quando ho cominciato a fare sport io, che fare sport era una questione di censo. Non può essere che nel terzo millennio ci sia un filtro economico per fare sport. Lo sport è un diritto, lo sport è entrato in Costituzione, noi desideriamo, vogliamo che tutti possano fare sport. Ma anche perché lo sport è salute. Adesso è inutile che facciamo lo stereotipo, ma di fatto un ragazzo che pratica sport è sicuramente più in salute di uno che non lo fa. Sì, è un po' riduttivo. Lo sport è salute, ma è anche sociale, ma è anche cultura, e a me piace dire che è cultura. Lo sport è diventato riconosciuto agenzia educativa. Accanto alla famiglia e alla scuola, che potrebbe farlo anche meglio, lo sport è diventato agenzia educativa, e questo ci responsabilizza, ci gratifica, ma ci stimola anche a lavorare molto molto bene. Beh, vedo che, come al solito, Presidente, lei non le manda a dire a nessuno e dice sempre le cose come stanno, e mi fa piacere. Ha citato la scuola, c'è un tema che diciamo, lo prendiamo un attimo così, anche se c'entra o non c'entra con questa tematica di cui stiamo parlando, che è quello di accesso allo sport per il tempo che è concesso ai ragazzi. Sappiamo che grazie al CONI adesso c'è una quota di ragazzi che vengono agevolati nel praticare sport, se lo fanno a livello agonistico, oppure devono entrare in qualche scuola sportiva. Però ancora questa è una soglia, si parla di circa 50 ragazzi per disciplina, che forse è un po' bassa. Del resto l'interlocutore ultimo è il Ministero, lo sappiamo. Quindi raccontiamo un attimo alle famiglie in brevità e poi andiamo avanti questa tematica. Sport e scuola, matrimonio mai celebrato.
Io ho cominciato a insegnare educazione fisica nel 68 e già si parlava di attività di educazione fisica, chiamiamo, nelle scuole elementari. La stiamo ancora aspettando. Questo dice quant'è lontana l'Italia dal mondo. Siamo arrivati alla quarta e quinta, forse quest'anno si fa la terza, non va bene. Il Ministero appena costituito doveva fare questo per prima cosa, non promulgare quella legge di cui parlavo prima, l'attività motoria nelle scuole elementari. Ma i ragazzi che fanno sport rispetto agli anni 70, 80, anche agli anni 2000 hanno qualche piccolo vantaggio. Ci sono i licei sportivi che hanno un percorso, diciamo, di totale rispetto della parte di formazione scolastica e della parte di formazione sportiva. Sono 33 nel Veneto, sono tanti. Per gli altri ragazzi e ragazze che non frequentano i licei sportivi, c'è questa nicchia di tutela per l'elite italiana. Il CONI non può dare ordini al Ministero, può dare consigli e i consigli si possono accettare o no. I consigli che diamo noi il Ministero li accetta relativamente. Noi cercheremo di aumentare la quota parte di ragazzi che hanno tutele, che non vuol dire che ho 4 e ti danno 6, vuol dire che il lunedì mattina quando vai a scuola dopo aver fatto i campionati italiani, magari ti lasciano un attimo in pace e ti interrogano il martedì o il mercoledì invece che il lunedì, cose di questo tipo. Quindi aiuti super leciti, noi vogliamo che siano estesi, se possibile a tutti i ragazzi che fanno sport, ma almeno aumentare la quota di tutela. Ok. Un ultimo tema e poi il tempo ormai è volato e ci dobbiamo salutare. I progetti del CONI. Ci racconta un po' di più quali sono e qual è la finalità? Magari spero di avere un'altra occasione perché facciamo tante cose. Presidente, ma lei a casa sua sa che può venirci a trovare quando vuole, non si preoccupi. Grazie. Tutto quello che facciamo è finalizzato a incentivare la pratica sportiva dei giovani. E quindi abbiamo, per esempio, la Scuola dello Sport che fa formazione e informazione a tutta la filiera sport, dirigenti, tecnici, allenatori, per l'impiantistica, per la salute, per l'educazione alimentare, per la preparazione sportiva, eccetera, eccetera. E noi il Veneto è la migliore scuola dello sport d'Italia. Poi abbiamo dei progetti specifici che sono i centri CONI, i corsi di avviamento allo sport che fanno quasi tutte le società sportive in Italia e nel Veneto. Chi vuole farli con il marchio CONI, che è un marchio di garanzia, aderisce ai centri CONI e ha dei diritti ma anche dei doveri. Tra i diritti è avere un po' di materiale sportivo, un po' di contributi, ma tra i doveri c'è quello di far frequentare agli istruttori dei corsi specifici, di fare polisportività soprattutto, non un solo sport, ma più sport, perché nelle età dei centri CONI, dai 5-6 ai 12 anni, è importante conoscere più sport, perché magari non vai bene o non sei portato o non ti piace uno, ma ti puoi innamorare di un altro. E allora far fare solo un'attività è didatticamente sbagliato. Noi nei centri CONI facciamo la polisportività. Questo è uno che poi procede nell'estate con gli EduCamp, che sono i centri estivi, che hanno le stesse caratteristiche, e noi abbiamo la fortuna di essere la regione con più di 100 società che aderiscono a la regione leader in Italia su queste sperimentazioni. Un ultimo flash, sportivamente, dove come partner avete la Fondazione Cariparo? Sportivamente è un altro progetto che è targato non tanto CONI Veneto, ma CONI Padova e Rovigo, perché la Fondazione Cariparo è di Padova e Rovigo, ci dà un grosso budget, un grossissimo aiuto che va tutto, il 100%, niente sulle casse del CONI, che ci lavora moltissimo, ma va alle società che fanno richiesta secondo un bando molto articolato, anche difficilino da compilare, ma questo garantisce serietà del progetto, e sostiene le attività delle società di base di Padova e Rovigo con oltre 700.000 euro, che è una quota molto interessante. Noi stiamo aspettando che le altre consorelle fondazioni bancarie facciano altrettanto un'opera meritoria come quella che ha messo in piedi con il CONI Veneto Cariparo. E noi ce lo auguriamo, anche perché serve ai nostri figli e ai nostri ragazzi, serve anche a noi per praticare lo sport.
Io ringrazio e saluto il presidente del CONI Dino Ponchio, ci rivedremo con lui nelle prossime puntate, vi diamo appuntamento al prossimo weekend dove affronteremo la prima delle federazioni che ci seguiranno in questo format nuovo, format dello sport per praticare lo sport. Ne vedrete delle belle. Alla prossima!